Una riforma attesa da 18 anni. Il Veneto è, assieme alla Sicilia, l'unica regione italiana a non avere ancora varato una legge di riordino delle IPAB, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, come previsto da una legge statale del 2001. E una richiesta di tutela del patrimonio di solidarietà sociale dei Veneti è stata rinnovata da quanti hanno partecipato ad un presidio di fronte al Consiglio regionale. La preoccupazione è forte che anche in questa legislatura non si addivenga a una riforma del sistema, che è più che mai indispensabile per garantire la natura pubblica delle IPAB e per garantire un futuro che consenta la trasformazione delle case di riposo pubbliche in centri di servizio nel territorio, dentro la filiera dell'assistenza territoriale per gli anziani e per i non autosufficienti. In Veneto le IPAB svolgono soprattutto la funzione di casa di riposo, offrendo assistenza e ospitalità a circa 15.000 anziani, un servizio che, compreso l'indotto, impegna 10.000 lavoratori. Noi abbiamo solo una piccola parte di persone che vengono accolte all'interno delle strutture e una grandissima parte, circa 180.000 persone non autosufficienti, che vengono curate in casa. Abbiamo bisogno di potenziare queste strutture perché siano di aiuto e svolgono un servizio di qualità sia all'interno che all'esterno del territorio. La protesta oggi è rimasta fuori dal palazzo. La richiesta però è quella di un incontro con le istituzioni. La politica deve capire che ha il diritto di governare e prendere le scelte, ma ha il dovere di sentire il corpo intermedio, quindi chi rappresenta la popolazione, e in questo caso la popolazione più debole, la popolazione anziana.